Cani utilizzati dalle associazioni di stampo mafioso anche per i combattimenti illegali e ancora bracconaggio, traffico illegale di fauna selvatica e di cuccioli in arrivo dall'est, con un procedimento aperto in Procura a Venezia e 2 indagati. A Padova e Verona il numero maggiore di procedimenti per maltrattamenti di animali, con un totale di 125 indagati. Ma spetta a Treviso e Vicenza il triste resoconto per uccisione di animali, con quasi una ventina di indagati e altrettanti procedimenti aperti nelle rispettive procure. A dirle il rapporto Zoomafia Veneto 2023, riferito ai dati 2022, stilato dalla AV con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto, illustrato a Mestre. Da premettere che i dati analizzati riguardano tutte le forme di maltrattamento di animali, anche quelle comuni, quindi non soltanto quelle perpetrate da gruppi organizzati o da vere associazioni malavitose. Analizziamo appunto lo sfruttamento degli animali nelle varie forme più diverse. Numeri preoccupanti che aprono le porte di scenari inquietanti e inaspettati, con una diminuzione del 30% dei casi rispetto al 2021. Questo non significa però che la diminuzione corrisponda a una oggettiva ed effettiva diminuzione delle forme di maltrattamento di animali, ma semplicemente che c'è stata una minore attività investigativa. Animali utilizzati anche come riciclaggio del denaro sporco. C'è la possibilità di introiti e anche forme di riciclaggio. Basti pensare al traffico di cuccioli che vede per la sua posizione geografica questa regione una delle regioni più attive